Il turista non conosce confini, il turista vuole servizi a supporto della sua esperienza. Il turismo si configura come un'esperienza e noi dobbiamo fare in modo che sia il più positiva possibile. Un turismo sempre più sostenibile e attento all'ambiente. Anche i Colli Euganei puntano ad una trasformazione del comparto turistico in chiave green. Il futuro del turismo delle 81 colline euganee passa infatti per una trasformazione che punta a valorizzare le risorse del territorio con l'aiuto della tecnologia. Nuovi sistemi e strumenti all'avanguardia hanno già modificato il turismo termale. In occasione del Regeneration Festival, la rassegna che valorizza le bellezze paesaggistiche e naturalistiche dei Colli Euganei, alcune strutture termali si sono mostrate nella loro trasformazione. Da aprifila con moderne aree benessere, nuove strumentazioni dedicate ai reparti di cura, piscine coperte e scoperte, 2 strutture di Galzignano e Abano Terme. La Regione sta sostenendo un po' l'evoluzione di tutte le destinazioni verso il concetto di Smart Tourist Destination, quindi destinazioni sempre più attente alla sostenibilità, sempre più coinvolgenti il sistema imprenditoriale e sempre più attenti all'utilizzo delle ICT applicate al turismo per rendere più semplice e facile il rapporto tra visitatori, turisti e destinazione. Anche questa destinazione avrà modo di ottenere il sostegno, come dire, della Regione Veneto in questa direzione. Il turismo cambierà molto anche nei prossimi anni, è un settore che ha avuto dei cambiamenti epocali negli ultimi 10. Sicuramente dobbiamo organizzarci non solo per la promozione del territorio ma anche per la gestione dei flussi, e questo sarà un aspetto che verrà messo ancora più in luce anche rispetto a tutte le innovazioni tecnologiche che stanno arrivando adesso, intelligenza artificiale, che costringerà tutti gli operatori anche a considerare proprio la tecnologia in fase di programmazione. Dobbiamo parlare sempre di più anche di terme, termalismo, di fanghi, perché il vero valore aggiunto della nostra destinazione è il calore dell'acqua salso-bromoiodica, i principi che quest'acqua crea a contatto col fango, che sono conosciuti fin dall'antichità, fin da 1000 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Oggi a maggior ragione dobbiamo reinventarci un'offerta turistica che possa parlare del nostro territorio ma che faccia percepire a tantissime persone anche i benefici fisici portati da quest'acqua e da questo fango. Una trasformazione che si integra al percorso di crescita dei Colli Euganei avviato lo scorso luglio con l'iscrizione nella lista delle riserve mondiali della biodiversità. È un percorso di crescita economico, sociale, culturale e verso quello che è l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e quindi anche in campo turistico, cioè il perfetto raggiungimento dell'equilibrio tra l'uomo e la natura, tra le esigenze di salvaguardia e di conservazione delle nostre bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storiche, ma anche l'esigenza di uno sviluppo economico ed turistico che potrà portare grandi i Colli Euganei nel mondo.